Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buongiorno, prosegue l'informazione su Friuli TV, seconda edizione del nostro live, apriamo subito con la cronaca, ci trasferiamo a Grado perché un ragazzo è stato tratto in salvo questa mattina nell'Isola d'Oro. Nella serata di ieri si sono registrati episodi di ubriacatezza tra i giovani in vacanza nella zona della Costa Azzurra. Il ragazzo si trova semi-immerso nell'acqua, privo di sensi, vicino alla diga. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione. Poi, una volta stabilizzato, è stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale di Catinara, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso. Andiamo in montagna. Poco prima delle 18:30 di ieri il Sores è stato allertato a sua volta dalla stazione di Cava del Predil del soccorso alpino e soccorritori della Guardia di Finanza per una chiamata giunta al numero unico d'emergenza da parte di una donna di Gorizia, 60 anni, rimasta infortunata poco lontano dal bivacco Brunner nel gruppo del Rio Bianco sulle Alpi Giulie. La donna si era procurata un trauma alla caviglia dopo aver perso la traccia del sentiero alla fine di un lungo giro a piedi partito da Sella Nevea attraverso il passo degli Scalini fino al bivacco. Lei stessa si era procurata una prima fasciatura dell'arto. I soccorsi l'hanno aiutata anche con alcune manovre di corda per aiutarla a superare alcuni passaggi tra le rocce e una volta arrivati sulla strada l'hanno consegnata all'ambulanza. L'intervento si è concluso poco dopo le 19:30. Parliamo di un altro incidente stradale. Scontro tra un'auto e una moto questa mattina lungo la strada statale 14 nei pressi di Duino. Il ferito, un centauro di 60 anni, residente in provincia di Gorizia, che è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Monfalcone per gli accertamenti sanitari. Secondo le prime notizie, l'uomo in sella alla due ruote è scivolato finendo contro l'auto che lo procedeva. Rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Aurisina. E ora parliamo dei NAS. 2 sanzioni amministrative da 2.000 euro ciascuna sono state elevate dai carabinieri del NAS di Udine a 2 campeggi del Friuli Venezia Giulia. All'interno delle strutture, rispettivamente in provincia di Udine e Gorizia, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie. I NAS hanno inoltre contestato irregolarità per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro in altre 2 strutture turistiche in provincia di Trieste e Pordenone. I controlli sono stati condotti tra il 26 luglio e il 10 agosto scorsi su un totale di 8 tra camping e villaggi turistici della regione, nessuno dei quali è stato comunque chiuso. Dopo il 6 agosto, con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass, i militari hanno effettuato anche accertamenti a tal riguardo. Non sono state riscontrate violazioni. E con questa notizia chiudiamo qui questa seconda edizione live della giornata. Vediamo appuntamento più tardi. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.